Da oggi via libera al Senato al nuovo testo del codice della strada e la legge voluta fortemente dal ministro Matteo Salvini viene accolta con soddisfazione dalla maggioranza, mentre diverse associazioni di categoria esprimono forti dubbi, in particolare sulla misura sui monopattini, sulle nuove norme sugli autovelox e sotto la guida di sostanze stupefacenti. In merito alla legge approvata interviene oggi il segretario del Movimento Sindacale dei Poliziotti MP, che per mezzo del suo segretario generale Antonino Alletto afferma: il movimento dei poliziotti italiani è certo che le nuove regole del codice della strada approvato dal Senato avrà un concreto effetto deterrente nei confronti degli utenti della strada solitamente indisciplinati. Riteniamo allo stesso modo che a questa importante risoluzione normativa da parte del Parlamento sia necessario potenziare gli addetti alla prevenzione e al controllo delle strade e autostrade italiane con il potenziamento dell'organico della nostra specialità. La polizia stradale, afferma Alletto, allo stato attuale lamenta una carenza di organico che raggiunge punte del 30% in alcune arterie importanti. La predetta specialità è composta da personale altamente specializzato nel settore e ha l'obbligo di assicurare la propria presenza su tutte le autostrade del Paese e in alcuni particolari casi all'interno dei centri urbani per l'elevata professionalità nel rilievo degli incidenti stradali mortali. Auspichiamo, conclude il segretario nazionale Antonino Alletto, che i cittadini possano godere della presenza rassicurante di una nostra pattuglia della polizia stradale per qualsiasi esigenza possa scaturire, essendo alla guida di un automezzo. Prevenire è certamente la soluzione migliore che sanzionare dopo che l'evento si sia accaduto.